Allora, qua abbiamo un po' di reperti riguardanti la prima guerra mondiale, ci sono gavette, bombe da cannone, caricatori da fucili italiani e austriaci. Qua abbiamo dei pezzi di artiglieria da cannoncino da trincea, da 37, qua delle bombe a mano. Insomma, sono delle cose che si usavano durante la guerra 100 anni fa, dalle gavette per mangiare, dalle manette che si usavano per arrestare i nemici e tutta roba ritrovata qua, nelle zone nostre dall'altopiano. Caricatori da mitragliatrice. Simile a quella. Praticamente era una bomba fatta così, aveva un'asta veniva inserita all'interno del fucile e con questa pallottola qua veniva sparata. Se tu usavi una pallottola ordinaria per lanciare la bomba da fucile, la pallottola si apriva